Per quanto riguarda il super bonus, partito nell'agosto del 2020, che di fatto in realtà è partito con il gennaio 2021, in quanto la normativa era molto lacunosa e molto dubbiosa e nessuno degli interpreti intendeva rischiare nulla. È una normativa che da un punto di vista ideale è ottima per quanto riguarda l'efficientamento energetico, quindi uno spreco minore di risorse e una riqualificazione dell'esistente che in Italia siamo molto carenti. Dal punto di vista burocratico l'hanno dovuta snellire, spiegare e sviluppare fino ad oggi e siamo ancora in fase di evoluzione, non è una normativa completa. Questo ha un po' spaventato inizialmente le persone, in quanto normativa fumosa, cose poco chiare agli interpreti, quindi ai tecnici, alle imprese, alle banche, e molti inizialmente hanno desistito. Nel 2021, da metà del 2021, si sono aperti parecchi cantieri, parecchie opportunità per rientrare in questo super bonus, che stanno andando a decadere in quanto dal giugno del 22 o dicembre 22 per altri casi va a scadere il bonus. La tempistica è stata troppo breve per utilizzare questo bonus, ci si sarebbe auspicato un arco temporale maggiore, ma la situazione era questa.